Il movimento consumatori del Veneto punta sui piccoli e per educare a scegliere con oculatezza quando si va al supermercato organizza centri estivi a Mestre. Il signor Mangiaspaghetti e la signorina Crostatina intratterranno per 3 settimane, in concorrenza con i centri estivi del comune di Venezia e le stesse tariffe, i bambini dai 6 ai 10 anni in un ristorante per far scoprire loro il vasto mondo del cibo in maniera divertente. Quest'anno il Movimento Consumatori Veneto ha deciso di proporre per i bambini delle scuole elementari di Mestre e Venezia un'iniziativa dedicata appunto ai centri estivi, quindi 3 settimane che saranno incentrate al 100% sull'educazione alimentare. I laboratori dedicati ai principi nutritivi, quindi i bambini potranno sia imparare sia divertirsi sulle tematiche del cibo e del consumo responsabile. Nel corso delle 3 settimane i bambini apprenderanno i segreti per scegliere bene cosa mangiare, ma non solo. Allora ogni settimana sarà incentrata sulla tematica dei 5 sensi, per cui ogni giorno è previsto un laboratorio speciale sul senso della vista, del tatto, quindi i bambini potranno scoprire i cibi anche in maniera originale attraverso i loro sensi.